Tesalio, Monreale Barracca Manna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni. Non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nei nostri uffici. Noi garantiamo certezza. Amici di Directa Sport, siete collegati in diretta con il Palaconi di Cagliari, 25esima giornata del campionato di Serie B di Futsal 2016-2017. Si scontrano Mediterranea, Cagliari e Città di Sestu con stati d'animo molto differenti. Infatti da una parte il Città di Sestu affronta l'impegno con la serenità di chi ha già raggiunto l'obiettivo stagionale, ovvero la promozione in Serie A2, battendo la scorsa settimana per 4-1 tra le mura amiche il Ribo Fossano. Dall'altra parte invece la Mediterranea di mister Pizzalis si gioca una fetta importantissima delle chance salvezza nella lotta con Pavia e Bergamo. Partita che sta per iniziare agli ordini dei signori Alessandro Pompeo Ghiretti di Ciampino e Angelo Ricci di Viterbo. Al crono invece ci sarà Giampaolo Orru di Oristano. Dunque anche quest'oggi Directa Sport vi offre in diretta sulla propria pagina Facebook, quella di Directa Sport Live TV, le emozioni del grande futsal, ovviamente in collaborazione con tutti gli sponsor che hanno reso possibile la trasmissione, ripetiamo, in diretta di questo evento. Le squadre sono schierate in campo e all'ora del completo del Città di Sestu è, lo vedete, rosso-blu, dall'altra parte invece maglia bianca con risvolti, anche in questo caso rosso-blu per la Mediterranea. E dunque abbiamo già parlato un po' di quello che è il tema fondamentale di questo incontro. Da una parte Città di Sestu, primo con 57 punti, 18 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte, secondo miglior attacco del girone alle spalle del Carmagnola, ma di gran lunga quella della formazione allenata da mister Monsignori è la migliore difesa del campionato, appena 58 le reti subite. Dall'altra parte invece la Mediterranea, come detto, in piena lotta con Bergamo e Pavia per evitare la retrocessione diretta. 19 punti per la squadra di mister Pizzalis, 12° posto in classifica. Il bilancio parla di 6 vittorie, un pareggio e 17 sconfitte con 81 reti fatte e 127 invece subite nell'ultimo turno. Sconfitta per 7-3 a Volpiano contro l'L84. L'ultima vittoria risale al 25 febbraio su questo campo, 5-3 contro la Domus Bresso. E dunque ripetiamo, importante quest'oggi per la Mediterranea riuscire a strappare un successo in questo derby che, nonostante, come abbiamo detto, Città di Sestu abbia già ottenuto il proprio obiettivo stagionale, diventa importantissimo per l'altra formazione sarda. Avete sentito l'urlo di battaglia della Mediterranea che ora è pronta a scendere in campo. Dall'altra parte è già schierato il Città di Sestu che deve quest'oggi rinunciare a Eder, siede in panchina, lo vedete sullo sfondo con la pettorina gialla, è indisponibile. Dunque mister Monsignori, scusate, dovrà fare a meno di lui. Già pronti per il calcio d'inizio. Allora i giocatori in campo, Sergio Roccia e Giulio Mura, sono già pronti sul pallone per il Città di Sestu. Si attende ormai solamente l'ok da parte della coppia arbitrale, dopodiché avrà inizio il primo tempo. Vi ricordiamo che non è questo l'unico campo di Serie B di futsal collegato nel nostro pomeriggio, quello di Directa Sport Live TV. Siamo infatti in diretta anche da Sestu, dove c'è un altro derby sardo in programma, quello tra Leonardo Calcio a 5 e Ossi. Una partita questa che ci sta raccontando il nostro Mauro Farris, come detto, sempre in diretta. E siamo in diretta anche per il basket di Serie A2 femminile, impegno importante in chiave salvezza per il Cus Cagliari, quest'oggi in casa contro la Eco Program Castelnuovo Scrivia. Dunque pomeriggio intensissimo, tanto sport sugli schermi di Directa Sport. Un po' di ritardo, sono le 16:03, dunque 3 minuti di ritardo
per il calcio d'inizio di questo incontro. Ora Capitan Serra va a dialogare con i compagni per quel che riguarda la Mediterranea. Abbiamo già detto, insomma, sarà un derby di importanza capitale per la Mediterranea, che poi questa penultima, ricordiamo, questa è la penultima giornata di campionato. Nell'ultimo turno invece la formazione cagliaritana sarà poi impegnata in casa del Futsal Monza. Dunque ci si gioca la salvezza, partita che è iniziata nel frattempo. E allora Giulio Mura per il Città di Sestu, possesso del pallone, scambia con Sergio Rocha, poi il pallone che circola all'indirizzo del giocatore in maglia numero 8, si tratta di Massimo Nurchi. Il pallone ancora per Rocha che prova a calciare di prima intenzione con il destro, il pallone termina sull'esterno della rete. Tutto pronto allora per la rimessa in gioco già eseguita dalla Mediterranea. Sarà interessante vedere anche quello che sarà l'atteggiamento tattico della Città di Sestu, come detto con 2 giornate d'anticipo e 6 punti di vantaggio sul Carmagnola. Ha già guadagnato l'obiettivo stagionale. Intanto il pallone molto teso a cercare Sergio Rocha da parte di Wilson, deviato. Ci sarà dunque una rimessa in gioco dal versante opposto, sempre in favore del Città di Sestu, con ancora Wilson sul pallone. Wilson che abbiamo intervistato nel corso della festa post partita della scorsa settimana contro l'Aribo Fossano. Ancora Wilson in possesso del pallone, le finte, prova a scatenare il sinistro, poi all'indietro per Mura di prima intenzione. Ci ha provato in questo caso Nurchi con qualche difficoltà. Puzzu, l'estremo difensore della Mediterranea, è riuscito a sbrogliare la matassa. Siamo già dall'altra parte con Serra che però viene attaccato in maniera regolare. E attenzione perché c'è già il primo cartellino giallo della partita. Il primo a finire sul taccuino dei cattivi è proprio il giocatore in maglia numero 6 della Mediterranea. Si tratta di Gianmarco Serra. Va il direttore di gara a prendere nota sul proprio taccuino dunque di questo provvedimento disciplinare. Il punteggio è sempre di 0-0, 18 minuti e 58 secondi al termine del primo tempo qui al Palaconi di Cagliari. Ora Wilson con scambio poi con Giulio Mura. Nurchi in possesso del pallone, ora si torna all'indietro per Rocha. Città di Sestu che sta tenendo in mano il pallino del gioco in questi primissimi scorci di partita. Wilson prova a calciare, ancora ci deve mettere le mani Eros Puzzulu, portiere della Mediterranea, che poi va a rilanciare lunghissimo dove cercava di farsi vedere a Rice. Il suggerimento è troppo lungo, allora nulla di fatto anche in questa circostanza. Mediterranea che ancora non si è vista in zona offensiva. Dall'altra parte invece il Città di Sestu ha iniziato con buon piglio, formazione capolista che ci tiene assolutamente a non sfigurare poi l'area del derby. Sicuramente si fa sempre sentire. Dunque la partita tutt'altro che priva di contenuti agonistici. Ora Giulio Mura sul pallone, il passaggio indietro per Rocha che cerca un varco, va da Nurchi e poi interessante il pallone verso il centro a cercare ancora Rocha. Riuscita la Mediterranea in qualche modo a venirne fuori. Ora il tentativo di Arraiz che però non riesce a venire fuori dalla pressione avversaria, con qualche problema la Mediterranea qui in bello stile. Però va sottolineato il colpo di tacco di Anselmo Sanna a sbrogliare, come detto, una situazione piuttosto difficile. Ora la Mediterranea che si ripropone con il pallone ora tra i piedi di Correnti. Il giocatore in maglia numero 8 ha servito a Rice, poi ancora all'indirizzo di Sanna. Si deve ripartire dall'estremo difensore Puzzuri, il lancio lungo ancora intercettato, letto con molta facilità da parte di Nurchi. E poi Correnti ancora per la Mediterranea, tentava un passaggio all'indirizzo del proprio capitano Serra. Ha capito tutto però la difesa, o meglio Nurchi, giocatore in maglia numero 8 del Città di Sestu, che è andato a intercettare il pallone. Si riparte dai piedi di Sanna, ora Correnti sulla pressione di Nurchi, cerca Serra, ancora non ci sono varchi. La pressione del Città di Sestu che si fa sentire qui, lamenta una spinta e viene poi accontentato tra virgolette dal fischio arbitrale. Sergio Rocha, il giocatore brasiliano del Città di Sestu, che è anche uno dei migliori
realizzatori del Città di Sesto, 12 reti in stagione per lui, il miglior marcatore invece, lo ricordiamo, è Wilson con 21 reti, autore anche di una doppietta nel corso del match della scorsa settimana contro l'Aribo Fossano. Ancora Puzzulu, 0-0 il punteggio, lo ricordiamo. Sanna qui rischia e poi Nurki che ciabatta un po' il destro, grande occasione qui per il Città di Sesto, ancora sui piedi di Nurki, attenzione a Serra dall'altra parte, controllato bene, torna per il possesso del pallone, poi Sanna che ha cercato di indirizzare la sfera all'indirizzo del secondo palo, non è riuscito però a trovare la porta. Serra, compagno di squadra, suo capitano, è andato a dirgli qualcosa, magari avrebbe gradito un altro suggerimento verso il centro, nulla di fatto. La Mediterranea sta producendo i primi sforzi in zona offensiva, ora si riparte da Sergio Roccia per il Città di Sesto. Abbiamo già parlato del cammino, 57 punti per la formazione sestese che dunque l'anno prossimo si affaccerà questo suo nuovo formato nel campionato di Serie A2. Tanta Sardegna, nella prossima Serie A2 ci sarà anche la Leonardo, e ricordiamo dunque, qualora voleste andare a curiosare quello che sta succedendo al Paladante di Sesto, non dovete fare altro che collegarvi sempre su Directa Sport Live TV nella nostra altra finestra aperta, la seconda delle 3 di questo pomeriggio. L'altra, lo ricordiamo, è valida per il campionato di Serie A2 femminile di basket. Qui ci prova con il destro il numero 10 della Mediterranea, Matteo Arrais, pallone ancora deviato, gioco interrotto a 16 minuti e 10 secondi dal termine del primo tempo, perché c'è un giocatore del Città di Sesto a terra, si tratta del numero 5 Giulio Mura. Ora si rialza però Giulio Mura, non dovrebbe esserci nulla di particolarmente grave per lui, anche mister Monsignori va a sincerarsi delle sue condizioni. Mediterranea che si sta giocando quest'oggi chance importanti in zona salvezza, ha vissuto anche le fasi alterne nel corso di questa stagione, infatti nella fase centrale del campionato ha accusato una lunghissima striscia negativa, ben 12 KO consecutivi, da cui poi la squadra allenata da mister Pizzalis ha saputo in qualche modo venire fuori. Qui corner dalla destra, ribattuto, ce ne sarà un altro sempre per i piedi di Anselmo Sanna. Poi Arrais, ancora il pallone ribattuto, stavolta rimessa per la Mediterranea. Ora Correnti, lo scambio, Correnti che torna da Puzzulu. Puzzulu dà un'occhiata in avanti, vorrebbe il lancio lungo, pallone che però diventa buono per l'altro estremo difensore, giocatore in maglia numero 12 Gianmarco Setsu. Ora avanza il Città di Sesto, il dribbling da parte di Mura, poi Nurki a cercare Wilson, addomestica il pallone, torna all'indietro, poi ancora all'indirizzo di Nurki, il pallone per Roccia, attenta il dribbling, Serra legge però molto bene il suo tentativo, recupera il pallone, prova a ripartire ora la Mediterranea con Arrais. Serra attaccato da Mura, molto bene in questa circostanza, Mura che gli sradica il pallone dai piedi, Nurki in verticale per Roccia che prova a calciare subito di prima intenzione all'indirizzo di Puzzulu. Buona l'idea, non altrettanto l'esecuzione, ma coraggioso anche in questa circostanza Sergio Roccia. Ora il pallone giocato dalla Mediterranea con Serra, il tocco all'indietro e poi si riparte da Rice, Correnti, Sanna ora sul versante sinistro, il pallone in avanti per Serra. Ancora Serra, lotta sul pallone con Wilson che riesce a recuperarlo, il lancio poi a tagliare il campo sulla destra dove cercava di far su il pallone Nurki, senza esito però anche questo tentativo offensivo da parte del Città di Sesto. Ora Puzzulu, passaggio corto, ora il nuovo entrato in maglia numero 7 Pascal Mietto, il brasiliano della Mediterranea che è anche il miglior marcatore della formazione cagliaritana con 21 reti realizzate. Ha provato a giocare il pallone, ora ha spazio là davanti, non riesce però a servirlo Correnti, allora Setsu può andare a recuperare il pallone. Wilson, Nurki, ora giocatore in maglia numero 2 del Città di Sesto Andrea Cau. Mura, Nurki affrontato da Correnti, Nurki prova ancora il tiro in diagonale, pallone ribattuto, allora può ripartire a Rice.
Ora Tronci, pallone intercettato qui da Wilson, rimessa ancora per la Mediterranea. Pallone per Pascal Mietto che dà una palla molto interessante a Tronci. Allora la Mediterranea è in vantaggio al 6° minuto nel corso del primo tempo. La firma è di Tronci, 1-0. E dunque si è sbloccato il punteggio al Palacconi di Cagliari. La Mediterranea è avanti e dunque crede sempre di più nella salvezza e attende anche ovviamente quest'oggi i risultati dagli altri campi. Vedremo più avanti nel corso di questa telecronaca quali sono le partite in programma. Qui ancora un gran tentativo da parte di Nurchi, il pallone che ha scheggiato il palo prima, però c'era stata una deviazione secondo la coppia arbitrale. Città di Sestu che rimane in zona d'attacco. Ora Wilson sul punto di battuta. Le indicazioni da parte di Nurchi, uno dei giocatori sicuramente più esperti del Città di Sestu, gran protagonista anche la scorsa settimana. Rimane in proiezione offensiva la formazione allenata da mister Monsignori. Qui un altro tentativo dalla distanza, pallone deviato, si rimane lì comunque. Ricordiamo che il risultato è cambiato, ancora Nurchi al volo, qui si coordina l'impatto col pallone, non è granché. Attenzione dall'altra parte, Pascal Mietto prova a liberare il sinistro e Nurchi è molto puntuale nel suo rientro difensivo. L'ultimo a toccare secondo gli arbitri è stato lo stesso giocatore brasiliano, ex tra le altre Elmas, e allora Città di Sestu che potrà andare a giocare questo pallone. Toccato corto ora all'indirizzo di Cau, Nurchi per Wilson, capitano del Città di Sestu, si accentra, chiama in causa ora Mura, prova a puntare il suo avversario, Mura scarica un gran destro, viene ribattuto dal giocatore in maglia numero 9, si tratta di Davide Mura, giocatore della Mediterranea. 13 minuti e 43 secondi al termine del primo tempo. Mietto qui non si capisce con Sanna, attenzione a Nurchi che porta il pallone sul destro e poi c'è spazio per Mura che colpisce però solamente l'esterno della rete. Aveva provato a beffare sul primo palo Puzzulu che invece si stava spostando sul secondo, una buona idea, ha ciccato però un po' il pallone qui il giocatore ospite. Allora nulla di fatto, rimane sotto di una rete il Città di Sestu. Qui Wilson perde palla sulla pressione avversaria ma recupera in qualche modo Setsu. Ora Mura, lo scambio con Nurchi di tacco, chiama in causa Wilson, si allontana dal pallone Cau, riceve ancora Nurchi, la manovra paziente da parte del Città di Sestu che cerca il varco giusto per ritrovare la parità. Il pallone ancora in diagonale, Wilson era in agguato, l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Mediterranea. Allora si riparte dalla destra, c'è il corner, sul pallone c'è proprio Wilson. Ora Mura affrontato dal suo omonimo in maglia numero 9 Davide Mura, lo attacca forte e rimessa ancora da destra per il Città di Sestu. Ora ci prova Cau, ennesima deviazione, stavolta a opera di Pascal Mietto, ci sarà corner sempre dalla destra. 12 minuti 51 secondi al termine del primo tempo al Palacconi, il punteggio è cambiato, la Mediterranea è in vantaggio per 1-0 sul Città di Sestu per effetto del gol realizzato da Tronci al 6° minuto di gioco. Qui senza esiti questo corner dalla destra in favore del Città di Sestu. È arrivato un cambio, va a rifiatare Wilson, in campo c'è con il numero 4 Paolo Vaccargiu. Ora Sanna per l'autore del gol Tronci, qui prova a sventagliare, pallone che però non trova destinatari. C'è un nuovo ingresso in campo ancora nelle fila del Città di Sestu, si tratta del numero 17 Luca Ruggiu, autore di 20 reti in stagione, anche lui uno dei grandi protagonisti di questa annata del Città di Sestu. Qui recupero di palla con Mura che si invola in zona offensiva, ma è ottimo l'intervento difensivo da parte di Nurchi che ora si lancia in contropiede, Vaccargiu il pallone sul destro e poi la sfera che termina non lontano dal palo. Occasione allora per il pari del Città di Sestu con il numero 4 Vaccargiu, ben imbeccato da Nurchi dopo il recupero
di palla rischia la Mediterranea, concede qualcosa in contropiede. Ora in piedi mister Pizzalis a dare indicazioni ai suoi giocatori. Qui è puntuale l'intervento di testa da parte di Ruggio, ma attenzione a Mieto, si crea per un attimo un 2 contro 2, ora addirittura superiorità numerica con Tronci che però è costretto a rallentare, chiama in causa Sanna. Ora c'è Pascal Mieto contrastato, ora Mieto deve impegnarsi per evitare i rischi, riesce in qualche modo a garantire ancora il possesso del pallone per la Mediterranea. Ora Mura accenna un raddoppio, Ruggio, Sanna per Mietto, gira la palla in maniera non troppo precisa, ma si trova uno sbocco comunque per Tronci, il dribbling di Tronci è lì davanti, Tronci però davanti a Setsu non riesce a trovare l'angolino giusto. Ancora un buono spunto però per Simone Tronci, giocatore in maglia numero 2 della Mediterranea. 11 minuti 46 secondi al termine del primo tempo, 1-0 per la formazione di casa. Ora ancora in proiezione offensiva, o meglio nella metà campo offensiva, il Città di Sestu qui con Nurchi che cerca ancora il dribbling, bravo Tronci che perfeziona poi il recupero del pallone. Sanna che scambia con Mietto, ora Mura impegnato contro l'attacco da parte di Cau, Tronci, poi il pallone lungolinea per Mietto, interessante Mietto che cerca di trovare spazio là sulla destra, c'è l'intervento puntuale da parte di Sezzo, già ripartito. Allora l'attacco rosso-blu, 11 minuti 1 secondo al termine del primo tempo, time out in campo, a chiamarlo è stato mister Monsignori e allora anche pausa per noi. Guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vediamo due belle casette per me. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, No, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Torniamo allora in diretta dal Palaconi di Cagliari quando mancano 11 minuti e 1 secondo al termine del primo tempo. La Mediterranea è avanti sul Città di Sestu per 1-0. Il gol lo ha realizzato Simone Tronci al sesto. Partita presenta tanti contenuti, li abbiamo già presentati nelle prime battute di questa telecronaca. 25esima giornata del campionato di Serie B, la Mediterranea gioca per salvarsi, il Città di Sesto invece in maglia rosso-blu che ora attacca, ha già in tasca l'obiettivo stagionale, quello della promozione in Serie A2, partita promozione che come detto vi abbiamo raccontato e che potete sempre tra l'altro rivivere sulla nostra pagina Facebook ma anche sul nostro canale YouTube, quello di Directa Sport Live TV. Ancora intanto torniamo in cronaca diretta per questo attacco da parte del Città di Sestu, ora con Sergio Rocia che cerca spazio, il pallone deviato e ci sarà ancora corner dalla destra. Nonostante sia sotto nel punteggio, il Città di Sestu ha quasi sempre, anzi direi sempre tenuto in mano il pallino del gioco nel corso di questo match. Ora il rilancio lungo da parte di Puzzulo a cercare il compagno in numero 20, il maglia numero 20 Marroccu, poi c'è stato un tiro dalla lunga distanza terminato fuori, c'era la potenza non la precisione. Attenzione perché Marroccu in precedenza ha ricevuto una pallonata sul volto ed è in difficoltà, deve uscire purtroppo Marroccu che è rimasto un po' stordito, forse qualche problema agli occhi, ha bisogno di tornare in panchina. Sfortunatissimo Marroccu, era appena entrato in campo, ora viene sostituito da Arrais con la maglia numero 10 per la Mediterranea. 10 minuti 47 secondi ancora da giocare nel primo tempo. Vi ricordiamo che la Mediterranea è in vantaggio per una rete a 0 per effetto del gol realizzato al sesto da Tronci in questa 25esima giornata del campionato di Serie B. Qui Rocia cerca di dialogare con Ruggio. Allora, dicevamo in precedenza, Mediterranea che ha un orecchio rivolto anche agli altri campi, soprattutto per vedere un po' quelli che sono gli altri risultati delle formazioni dirette rivali nella lotta salvezza, in particolare Bergamo impegnata in casa contro Lecco e poi
il Pavia, anch'esso in casa contro i Saints Pagnano. Intanto seguiamo questa azione da parte della Mediterranea con Setsu che non è riuscito a evitare, a scongiurare il corner. Le altre partite che completano questa 25esima giornata e penultima, tra l'altro, giornata del campionato di Serie B di futsal sono Città di Asti, San Biagio Monza, Domus Bresso, Carmagnola. Poi completano il quadro Real Cornaredo L84 e Ribo Fossano Futsal Monza. Vi abbiamo già parlato dei prossimi impegni con la Mediterranea che nella 26esima e ultima giornata sarà impegnata sul campo proprio del Futsal Monza. Il Città di Sesto invece riceverà il Real Cornaredo in una partita, una riedizione di una partita che scusate, nella sua sfida d'andata fu un po' la chiave di volta della stagione del Città di Sesto. Perdeva 4-0, in quel caso la formazione di mister Monsignori trovò la forza per impattare sul 4-4 e da lì la storia di questo campionato è cambiata, con il Città di Sesto che a dicembre aveva 6 lunghezze di svantaggio sul Carmagnola, poi è arrivato ad averne 6 di vantaggio invece nel mese di marzo, andando a conquistare con 2 turni di anticipo la promozione matematica nel campionato di Serie A2. Qui viene comandato un calcio di punizione in favore del Città di Sesto. Sul pallone c'è già Sergio Rocia che ha tutta l'aria di voler tentare una conclusione potente all'indirizzo di Puzzulu. Puzzulu comanda una barriera a 2, poi viene risistemata con Arrais che invece si sposta in marcatura su Cau. Il fischio arbitrale, Rocia che preferisce giocare per Ruggiu e il sinistro potente da parte di Ruggiu che viene deviato ancora una volta. Corner da destra ora in favore del Città di Sesto. Il pallone ancora per Ruggiu che si coordina in maniera davvero molto pregevole in questa circostanza. Il pallone però non trova lo specchio della porta, strappa comunque Consensi, il numero tentato da Ruggiu. Ora riparte la Mediterranea con Mura, attaccato Mura, il pallone poi all'indirizzo di Correnti. È ripartito il Città di Sesto. Rocia, 9 minuti 18 secondi al termine del primo tempo. Vaccargiu, il pallone calciato bene all'indirizzo del primo palo. Ci sono però le mani di Puzzulu che respingono il pallone. Ora Correnti, verticale interessante per Marroccu, capisce tutto Ruggiu, però riesce a deviare il pallone. Vi abbiamo regalato per qualche istante l'audio d'ambiente per farvi sentire in qualche modo il rimbrotto del direttore di gara all'indirizzo di Sergio Rocia nella circostanza precedente. Città di Sesto che è ripartito poi dall'altra parte. Ora il pallone ancora per Rocia, prova a puntare il suo avversario Rocia, il pallone poi per Cau che non riesce però a giocarlo. Nuovamente in possesso di palla il Città di Sesto, ora con Cau per Vaccargiu, prova a puntare a Rice, Vaccargiu, il pallone sul destro e poi facile l'intervento in questa circostanza da parte di Puzzulu. Ora Marroccu all'indietro, ancora per Sanna, il pallone per Correnti, poi ora a Rice, Correnti qui termina a terra, ha comandato il calcio di punizione. Arrais, Marroccu, ancora Arrais, Sanna si propone, non riceve, c'è Correnti, ancora Arrais, Sanna, pressione da parte del Città di Sesto che non concede sbocchi. Mediterranea che fa girare il pallone con
sicurezza a questo punto del match. Marrocco lo mette giù. Arraiz. Ora Correnti, attaccato da Rocha. Torna in campo intanto Wilson per il Città di Sestu. Correnti prova a smarcarsi qui, l'intervento di Rocha è falloso a giudizio del direttore di gara. C'è bisogno dell'intervento dello staff medico per soccorrere Correnti, che si rialza comunque senza particolari problemi. Ora Wilson va a farsi sentire all'indirizzo del direttore di gara, mentre tutto pronto per la battuta del calcio di punizione di cui si incarica ora il giocatore in maglia numero 10, Arraiz, autore di 18 reti nel corso di questa stagione per la Mediterranea. Barriera a 2, ci sono Vaccargiu e Wilson per il Città di Sestu. C'è Marrocco in agguato, controllato da Ruggiu. Attenzione anche a Sanna, che ha la visuale praticamente libera verso la porta di Setsu. Vediamo quelle che sono le intenzioni da parte di Arraiz. Prende una lunga rincorsa, va in porta, il pallone che viene respinto addirittura da Marrocco. E allora la Mediterranea che è costretta a ripartire dalle parti di Puzzulu. Studia un po' la situazione, estremo difensore, poi chiama in causa Arraiz, prova a puntare Vaccargiu. Buono l'intervento difensivo da parte di Vaccargiu, parte Sergio Rocha. Ora Wilson messo giù Rocha e arriva il cartellino giallo per Arraiz, e dunque il secondo giocatore a terminare sul taccuino dei cattivi all'interno di questa partita. Il primo è stato il capitano della Mediterranea Serra. Intanto avvicendamento ancora con Rocha che esce ed entra in campo Nurki. Sistemato ora con cura il pallone sul punto di battuta. Barriera a 2 per Puzzulu, 7 minuti 12 secondi da giocare nel corso del primo tempo. Nurki e Ruggiu sono gli unici due a rimanere sul pallone. Barriera, un solo uomo con Marrocco che si protegge ora il volto, memoria di quanto successo pochi minuti fa. Ruggiu, la battuta potentissima, e Puzzulu ancora una volta ci mette le mani andando a salvare la propria porta dal gol del pari da parte del Città di Sestu. Ancora pericoloso qui Wilson dentro per Vaccargiu. Era buono lo schema, l'intenzione in questo caso da parte della formazione ospite, riuscita a sbrogliare in qualche modo ancora la Mediterranea. Ora Tronci per Arraiz, ha alzato il pallone che rischia di sfiorare addirittura il soffitto del Palaconi, che poi si abbassa all'improvviso con Setsu, che però è reattivo sulla traiettoria. Ora Wilson, attaccato da Tronci, molto bene, lo costringe a indietreggiare, cerca il numero Wilson che ora punta a Tronci, il pallone per la battuta da parte di Mura, non granché la sua conclusione con il destro, il pallone si spegne abbondantemente a lato alla destra della porta difesa da Puzzulu. Intanto registriamo un altro ingresso in campo per la Mediterranea, si tratta del numero 22 Piredu. Ora Pascal Mietto che prova a giocare questo pallone, Anselmo Sanna, cercare ancora Mietto. E ora arriva il fischio arbitrale, vediamo qual è la decisione. Dovrebbe essere stato comandato un calcio di punizione in favore della Mediterranea per una irregolarità segnalata con qualche istante di ritardo. Ci scusiamo intanto per qualche istante, per qualche minuto è andato in onda un errore sulla nostra grafica nel punteggio. Ovviamente, lo ricordiamo, la Mediterranea in vantaggio sulla Città di Sestu per 1-0 per effetto del gol realizzato da Tronci, non il contrario. Calcio di punizione per Arraiz, intanto seguiamo la sua battuta potentissima, ci mette le mani Setsu, devia il
pallone in corner dalla destra. Sanna si porta sul punto di battuta con calma. Tronci prova a farsi vedere, c'è Pireddu in agguato. È proprio Pireddu il destinatario di questo pallone, viene però intercettato poi da Nurki, si rimane lì con Nurki che fa valere anche il fisico. Wilson a cercare Ruggiu, ancora Wilson affrontato qui da Pireddu, ora c'è Nurki, Mura cerca un varco, Mura, Ruggiu la battuta e Puzzulu che ingannato per un attimo da una deviazione deve intervenire con le gambe. Buona la reattività da parte dell'estremo difensore della Mediterranea che riesce ancora una volta a scongiurare la minaccia. Il Città di Sestu che ci sta provando comunque, e vedete qui ancora la pressione della formazione ospite che paga ancora dividendi. Ora il corner e il tiro tentato in questo caso da parte di Mura che si dispera per aver mancato l'occasione. Pallone qui era indirizzato in verticale per Pascal Mietto, troppo lungo ovviamente, irraggiungibile per il giocatore brasiliano, classe 1980. Ora Wilson, 5 minuti e 40 al termine del primo tempo, alza la palla per Rocha e grande intervento difensivo da parte di Tronci, molto interessante la sua partita fino a questo momento. Intanto è evidente il fallo in questa circostanza subito da Anselmo Sanna, giocatore della Mediterranea, mentre c'è qualche animosità di troppo sulla panchina della Mediterranea con anche il presidente e il dirigente della formazione rosso-blu che devono andare a calmare gli animi dei giocatori in panchina, qualche protesta di troppo. Ora Sanna sul punto di battuta, chiama in causa Tronci, il tocco di ritorno ancora per Sanna, il pallone in orizzontale per Pireddu, all'indietro per Tronci, ancora la pressione del Città di Sestu che è fruttuosa. Ora il pallone deviato da Mura, prezioso quest'oggi, prezioso anche la scorsa settimana in occasione del match contro il Ribo Fossano. Ora Mietto ha spazio per un attimo, prova il dribbling, l'ultimo a toccare il pallone è stato un giocatore del Città di Sesto. Allora la Mediterranea che può guadagnare qualche metro, sempre in vantaggio per 1-0. Formazione di mister Pizzalis, rimessa in gioco, Tronci si fa vedere, prova subito la battuta col mancino e poi viene colpito con una manata fortuita da parte di Rocha, si tocca il volto Tronci, mentre Wilson è pronto a rimettere in gioco il pallone. Mura, lo scambio con Wilson, Sergio Rocha, Nurki, Mura attaccato da Tronci, Nurki a cercare Wilson, impreciso in questa circostanza il suggerimento. Correnti ha ricevuto il passaggio di Puzzulu in verticale, meglio in diagonale, il pallone per Tronci che non riesce a realizzare. Grande occasione però per la Mediterranea a 5 minuti dal termine del primo tempo, ancora sui piedi del giocatore in maglia numero 2 Tronci. Ora Mura affrontato da Mietto, Mura prova il dribbling, pallone sul destro, attaccato poi da Tronci, il pallone che termina oltre la linea laterale. Qui il fischio arbitrale, interruzione del gioco con il direttore di gara che deve andare a spiegarsi con Mura. Il pallone alzato per Nurki col sinistro e ancora Puzzulu che gli dice di no. Uno dei migliori in campo sicuramente assieme a Tronci, il portiere della Mediterranea. Ora ottimo il dribbling da parte di Pireddu, attenzione a Pireddu che può avanzare, il tiro diagonale non è granché ma ottimo lo spunto da parte di Andrea Pireddu che ha provato a rendersi pericoloso. Punteggio sempre di 1-0 in favore della Mediterranea, il gol realizzato da Tronci al sesto che resiste allora in questa 25esima giornata del campionato di Serie B maschile di futsal. Wilson a cercare Sergio Rocha, ora Nurki per Mura, chiusa bene però anche la Mediterranea, allora ci vuole pazienza. Rocha
Wilson si propone Rocha, che aveva per un attimo guadagnato un vantaggio. Attenzione a Nurki e ancora Puzzulu, che stavolta con i piedi riesce a chiudere bene lo specchio della porta. Ancora un intervento degno di nota allora per il numero 1 della Mediterranea, Città di Sestu, che non si sta sicuramente risparmiando. Pallone alzato per Rocha, non riesce a tenerlo in campo però dopo lo stop di petto Sergio Rocha, che viene mandato al diavolo dal suo compagno di squadra Mura. 3 minuti 48 secondi al termine, qui l'intercetto da parte di Wilson e poi Rocha che cercava di far carambolare il pallone sui piedi di Mietto. È nato poi un contrasto piuttosto duro con Mietto, che non ha accettato le scuse da parte di Rocha, qualche piccola animosità tra i due. Wilson per Nurki, ancora Rocha affrontato da Mietto, che ora va a cercare il pallone, lo trattiene e non risparmia anche lui qualche piccola scorrettezza nel tentativo di recuperare il pallone. Provato meglio a far sentire il fisico a Rocha. Ora esce il giocatore in maglia numero 9 un po' nervoso. Ora giustamente mister Monsignori fa rifiatare un attimo. Corner da sinistra per il Città di Sestu, il pallone letto bene qui da Tronci. Mura deve stare attento sulla pressione di Mietto, buono lo spunto, cerca il dribbling, forse esagera qui Mura, che rischia sulla pressione di Mietto. Mietto voleva un fallo, non viene accontentato. Nurki dall'altra parte, il pallone ribattuto da Correnti. Mietto coinvolto nelle fila della Mediterranea non solo come giocatore ma anche come mister delle formazioni giovanili, un po' come succede per Eder nelle fila delle Città di Sestu. Proprio Mietto qui prova a involarsi, c'è Pireddu affrontato da due giocatori, l'ultimo a toccare è stato proprio lui. Allora rimessa in gioco per il Città di Sestu. Ora Nurki avanza, palla al piede, Ruggiu per Mura e poi Wilson, ancora Mura, pallone per Ruggiu, Wilson, ancora Wilson all'indietro per Nurki, si sviluppa sulla destra ora la manovra della Mediterranea. Nurki prova il taglio, Mura, si torna da Wilson, lunghissimo possesso qui da parte del Città di Sestu. 2 minuti e 5 secondi al termine del primo tempo. Ora Nurki, Mura e poi Wilson. Nurki, ancora Nurki, il sinistro ribattuto, si rimane lì perché c'è Mura e poi Wilson affrontato da Tronci. Ancora la parata di Puzzulu, attenzione a Mietto che dall'altra parte, ottimo l'intervento difensivo qui da parte di Ruggiu. Time out in campo, stavolta a chiamarlo è stato mister Pizzalis. Ancora in diretta dal Palaconi di Cagliari, 1 minuto e 43 secondi al termine del primo tempo tra Mediterranea e Città di Sestu. 1-0 il punteggio in favore della formazione di casa. Il gol lo ha realizzato Tronci al 6° minuto. E sarebbero questi dei punti fondamentali, come detto, in chiave salvezza per la Mediterranea, impegnata nella lotta testa a testa con Pavia e Bergamo per evitare la retrocessione diretta. Vuole rimanere in ambito nazionale la Mediterranea, non meriterebbe, per quanto prodotto per larghi tratti di questa stagione come detto non semplice, soprattutto nella sua fase centrale, con la ben nota serie negativa di 12 partite. Dall'altra parte anche Città di Sestu insomma non ha avuto un cammino
sempre rose e fiori. Si è partiti con Eder Ruffine, così come lo scorso anno come tecnico. Attenzione intanto a Tronci, ancora l'occasione del 2-0 sul destro, ma non riesce a realizzare. Dall'altra parte attenzione a Mura, affrontato da Correnti. Ruggiu col mancino, ribatte Tronci che poi va a caccia del pallone. Ora Mura, Ruggiu, poi Wilson. 1 minuto e 10 al termine del primo tempo. Ruggiu, meglio si trattava di Nurchi, e poi Wilson che trova una deviazione avversaria. Rimane lì il Città di Sestu. 1 minuto 4 secondi prima di andare al riposo. Pallone alzato per Nurchi e para addirittura con la testa stavolta a Puzzulu. Davvero in tutti i modi, letteralmente, ha salvato la porta della Mediterranea nel corso di questo primo tempo. Sulla bomba di Nurchi ci ha messo la fronte praticamente Puzzulu. E poi ha rischiato tra l'altro di far partire anche il contropiede dei suoi con Serra che era in agguato. Rimessa in zona d'attacco ora per Tronci. Comandato un cambio di rimessa ora con Wilson che va a sistemare il pallone sul punto di battuta. Nurchi, Wilson prova a puntare a Rice, Wilson si accentra, non trova lo spazio per scaricare il tiro. Allora Nurchi per Ruggiu, ora Mura, Nurchi libera il sinistro, stavolta completamente fuori misura. Puzzulu rilancia con le mani a Rice, ma legge bene sul suo tentativo di controllo del pallone Mura. Ora Wilson, Wilson col diagonale insidioso, palla che termina però oltre la linea di fondo, non lontano dal palo, stavolta alla sinistra della porta difesa da Puzzulu. Mancano 31 secondi al termine del primo tempo. La Mediterranea è sempre in vantaggio per 1-0 sul Città di Sestu. Resiste il gol realizzato da Tronci. A Rice lungo qui il tentativo però un po' velleitario con Tronci che non può proprio nemmeno prodigandosi arrivare su questo pallone. Allora Mura, Nurchi e poi Ruggiu, si propone Wilson, affrontato ora da Correnti. Ancora Wilson, avanza a piccoli passi, Wilson arriva praticamente per un blocco Nurchi, poi Wilson torna all'indietro per Mura, il pallone sul sinistro e poi ancora una deviazione che salva la Mediterranea dalla capitolazione. Città di Sestu che sta dando tanto nel corso di questo primo tempo. Ripetiamo, partita che ha dei contenuti agonistici importanti nonostante i giochi siano già fatti per quel che riguarda il Città di Sestu. Dall'altra parte la Mediterranea invece sta approcciando questa partita con il piglio di chi deve giocarsi, si sta giocando il tutto per tutto. Ancora una conclusione murata e termina intanto il primo tempo al Palaconi di Cagliari. Davanti c'è la Mediterranea con il punteggio di 1-0 per effetto del gol realizzato da Tronci al sesto di gioco. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo ancora in diretta dal Palaconi di Cagliari per il secondo tempo di Mediterranea Città di Sestu, 25esima giornata del campionato di Serie B di futsal.
Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. 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 Arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate. Torniamo in collegamento diretto con il Palaconi di Cagliari. Allora, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Mediterranea e Città di Sestu, 25esima giornata del campionato di Serie B di futsal, penultima giornata importantissima per la Mediterranea, che conduce per 1-0 dopo i primi 20 minuti di gioco. Il match winner fino a questo momento è il giocatore in maglia numero 2 della Mediterranea, Tronci, che al sesto ha portato in vantaggio la formazione di mister Pizzalis. Intanto, prima dell'inizio del secondo tempo, c'è ancora da dialogare tra uno dei due arbitri e Rocia, che va a sedersi ora in panchina. C'è anche il primo ingresso in campo da parte di Angelo Casu nel corso di questa partita. Calcio d'inizio che verrà battuto dalla Mediterranea ora con Pascal Mietto e il numero 9, si tratta di Davide Mura sul pallone. Correnti e poi Sanna, ora attaccato da Cau, e poi Puzzulu lungo per Mietto, che riesce per un istante soltanto però a tagliare fuori Nurchi usando il fisico. È già ripartito dall'altra parte Mura, molto veloce, spazza via senza troppi complimenti Puzzulu il pallone, che termina dalla parte opposta senza Fronzoli. Allora, l'estremo difensore della Mediterranea, il pallone già rimesso in gioco. Città di Sestu, che ha già in tasca la promozione in Serie A2, ma che ha giocato questa partita con piglio tutt'altro che remissivo. Non si sta verificando alcuno scambio di cortesia tra formazioni sarde. Quest'oggi e ve ne accorgete anche vedendo questa azione con Nurchi, che arriva nuovamente a un passo dal gol dell'1-1. Ancora in attacco Città di Sestu, ora Nurchi, il pallone intercettato e poi il tacco qui tentato da parte di Cau con Puzzulu, che riesce in qualche modo a sbrogliare ancora la matassa. Davvero tante le occasioni per il Città di Sestu nel corso di questo incontro, punteggio che rimane però inchiodato sull'1-0. Ora corner dalla destra per Mura e poi il pallone per Nurchi, stavolta è Casu che è andato a respingere, poi ancora un tentativo da parte di Mura, nulla di fatto nemmeno in questo caso, ma quante occasioni nel corso di questa partita per il Città di Sestu, che davvero non riesce a trovare fortuna dalle parti di Puzzulu. Puzzulu che è stato bravo almeno con 3 se non 4 interventi davvero rilevanti nel corso del primo tempo. Ora Mura non riesce ad arrivare sul pallone rimesso in gioco già da Nurchi. Ora lo stesso Nurchi che appoggia all'indietro l'indirizzo di Mura, poi Mietto che lascia scorrere per un attimo il pallone, poi decide per l'iniziativa personale Sanna, dopo la deviazione arriva sulla sfera, il pallone toccato all'indietro per Mura. Ora Anselmo Sanna, Pascal Mietto, l'ex Elmas, avanza, il pallone interessante in verticale per Mura, che non ha lo spazio però per cercare il diagonale di prima intenzione. Pallone deviato, corner dalla destra per la Mediterranea, e dunque cerca di trovare il gol che le permetterebbe di affrontare questa fase centrale della partita con magari un po' più di serenità. Ora Sanna, il tentativo di Correnti, ribattuto, ancora Sanna, poggia all'indietro per il suo estremo difensore Puzzulu, rilancio lungo con il destro, Mietto di testa riesce solo a toccare, poi l'estremo difensore, il portiere del Città di Sestu, Manuel Erbi, provvede al recupero del pallone, poi lascia l'incombenza della rimessa in gioco a Casu. Erbi, gran partita per lui la scorsa settimana contro la Riva Fossano, davvero tanti interventi importanti per lui. Correnti attaccato da Mura,
va all'indietro per Puzzulu, Sanna, Mura, attaccato Mura fin praticamente alla linea di fondo. Ora problemi per la Mediterranea che riesce comunque con Correnti a trovare un buono spunto. Ancora la pressione di Mura che è vincente perché riesce il giocatore in maglia rosso-blu numero 5 a guadagnare una rimessa in gioco. Ora dialogo in panchina tra Monsignori e Eder Rufine, che rappresenta anche un bel quadretto. Abbiamo detto Eder ha iniziato la stagione da tecnico del Città di Sesto, poi è stato sostituito dopo una sconfitta piuttosto dolorosa a Monza proprio da mister Monsignori, ex tecnico tra le altre del Foligno. Un avvicendamento che è stato vincente perché Città di Sesto dall'avvento di Monsignori ha marciato davvero con una velocità impressionante ed è rimasto un rapporto davvero straordinario tra i due. Li vedete ora in panchina, intanto a un passo ancora dall'1-1 il Città di Sesto, che davvero è sfortunatissimo anche nel corso di questo incontro. Un altro legno ora su un pallone che era stato anche deviato. Nurchi qui perde il pallone, attenzione a Pascal Mietto, velocissimo Mietto, il diagonale parato ancora da ora Herbie, che chiude bene lo specchio della porta, è andato praticamente con il petto a deviare il pallone. Rimessa in gioco per il Città di Sesto ora con Tronci, Mura e ora Sanna che va a cercare Tronci, dentro bene per Mietto, prova lo scambio con Mura, non c'è spazio là, allora si deve ripartire. Mietto attaccato senza tanti complimenti da parte di Mura, l'intervento è regolare, si riprenderà con una rimessa in gioco da sinistra per la Mediterranea. 16:43 al termine del match, sempre 1-0 il punteggio, come recita la nostra grafica, in favore della Mediterranea. Tronci spesso ci ha provato di prima intenzione col mancino, probabilmente lo farà anche in questo caso. Si va invece all'interno dell'area per Mietto, che ancora va a protestare, sosteneva di essere stato attaccato in maniera irregolare. Qui Puzzulu di testa addirittura per anticipare Nurchi. Ancora buone letture anche in uscita alta in questo caso per Eros Puzzulu. Casu, Nurchi attaccato da due avversari. Nurchi prova a mantenere il pallone, ora Mura che riesce a lanciarsi in contropiede, 2 contro 1. Mura con anche qui Herbie che ci mette un piede, aveva indirizzato bene il pallone all'angolino. Mura che avrebbe in realtà anche potuto servire in precedenza il suo compagno di squadra, è riuscito comunque a rendersi pericoloso con questo interessante diagonale che procura un corner comunque da sinistra in favore della Mediterranea. Ora Mura prova ad attaccare l'area, il diagonale da parte di Sanna, il pallone che è buono, per un attimo ha dato la sensazione di poter toccare il soffitto del Palacconi, allora qualche giocatore si era addirittura fermato, pallone che invece era buono. Ora Mietto attaccato alle spalle, il tiro da parte di Sanna, ci mette le mani ancora Herbie, molto impegnato subito. Queste prime battute del secondo tempo, 16 minuti 14 secondi al termine. Sanna ancora provato a mettere verso il centro, il giocatore in maglia numero 5 senza successo, però allora si riparte da Herbie, pallone lungo per Nurchi in orizzontale, prova a muoversi, non c'è spazio e poi lascia partire una conclusione improvvisa sulla quale ancora Puzzulu è attento. Rimessa da sinistra, ora ci prova Casu, il suo mancino però è completamente sbilenco in questa circostanza. Le indicazioni da parte delle due panchine le sentite in sottofondo mentre Mura prova ad addomesticare questo pallone. Mietto arriva sulla sfera, attaccato da Mura, si gira bene però Mietto, riesce a servire Tronci, avrebbe voluto forse maggior collaborazione da parte dei compagni in questa circostanza. Ora Mietto prova a girarsi, Mietto attaccato ancora da Mura, stavolta in maniera irregolare, almeno questa sembra
l'indicazione arbitrale e invece no, c'è il cartellino giallo per Pascal Mietto, probabilmente giudicato autore di una simulazione in questa circostanza. Mietto che non aveva lesinato proteste anche in precedenza, allora pure lui va a finire sul taccuino dei cattivi, è il terzo giocatore della Mediterranea dunque a terminare sul taccuino. Ricordiamo anche gli arbitri di questo incontro, si tratta di Alessandro Pompeo Ghiretti di Ciampino, Angelo Ricci di Viterbo, al cronoce invece Giampaolo di Oristano. Ora lo spunto sulla destra tentato dal numero 14 del Città di Sesto, si tratta di Filippo Fois, anche lui un nuovo ingresso in campo, molto giovane. Il giocatore, come detto, in maglia numero 14 qui non è riuscito a trovare uno spunto in velocità sulla corsia di destra. 15:25 al termine, sempre 1-0 Mediterranea. Ora Arraiz, lo schema chiamato è il numero 2 per la Mediterranea, pallone alzato però dove non ci sono maglie bianche, schema che non riesce. Allora in questa circostanza mister Pizzalis si alza perché vuole pressione subito su Nurki, pronto a ricevere il pallone, lo fa in questo istante, giocatore in maglia numero 8 con un palmarès molto importante non solo in Sardegna ma anche oltre Tirreno. Qui palla persa da parte del Città di Sesto, Serra prova la conclusione, stavolta non perfetto l'intervento da parte di Erbi che concede un corner dalla destra per la Mediterranea, che dunque può rimanere davanti e tenere lontani i guai a questo punto del match. Manca ancora tantissimo alla conclusione, 15 minuti 11 secondi, attenzione un po' sbilanciata qui la Mediterranea, fischio arbitrale con il pallone che viene assegnato ancora alla formazione di casa, vediamo se per un corner o per una rimessa. Si tratta di un corner di cui si incarica Tronci, il pallone per Arraiz, Correnti si incarta un po' sul pallone, allora rischia sulla pressione qui portata da Cau, pallone senza esito però dalla parte opposta, allora si riparte da Nurki. Fois, Nurki alza il pallone, Nurki, Fois lo addomestica, ancora Fois per Nurki, il pallone sul sinistro, Nurki non riesce a concludere anche per il buon intervento in zona difensiva da parte del numero 2 Tronci. E allora se probabilmente Puzzulu è stato il migliore in campo fino a questo momento, anche il match winner fino a questo momento, Tronci merita sicuramente più di una nota di merito sia per quanto fatto vedere in zona offensiva con varie conclusioni interessanti che per quanto fatto vedere in zona difensiva con anche in questo caso diverse chiusure puntuali e tempestive. Ora Ruggiu per Fois concede dunque minuti anche giocatori che magari si sono visti meno nel corso di questa stagione, mister Monsignori, come è giusto che sia in queste 2 giornate che mancano al termine del campionato, con l'obiettivo stagionale già abbondantemente messo in cascina per il Città di Sesto. Ora Tronci prova a rimettere in mezzo, non trova però maglie amiche, allora nulla di fatto. 14:20 per chiudere il match, sempre 1-0 Mediterranea. Wilson per Rocha, dialogo verde-oro, poi dall'altra parte ancora Rocha in agguato e ancora nulla di fatto. Qui Tronci e Arraiz non si trovano, allora palla persa evitabile da parte della Mediterranea in questa circostanza. Rocha prova il destro potentissimo, non preciso, pallone sull'esterno della rete, Puzzulu lo va a raccogliere, intervento di testa di Ruggiu, pallone che termina oltre la linea laterale e Correnti lo raccoglie per la rimessa in gioco. Riceve ora l'autorizzazione da parte del direttore di gara, il pallone alzato e poi con gran calma Rocha appoggia di petto per il suo estremo difensore Erbi. Fois fermato da Correnti, ora il pallone per Ruggiu, cerca mezzo miracolo qui Ruggiu,
voleva tenere il pallone in campo, non c'è riuscito nonostante questo coraggioso tentativo. Allora Tronci sulla pressione di Rocha in avanti, non riesce però a trovare Serra. Ora Wilson riparte con pazienza il Città di Sesto, caccia il gol del pari. Solo 3 sconfitte in stagione per i rossoblù, tengono particolarmente al proprio ruolino di marcia. Rocha, dopo questo calcio di punizione, ora Marrocco viene messo giù e arriva giustamente la sanzione disciplinare all'indirizzo di Ruggio, che era andato a sgambettare in maniera piuttosto evidente Marrocco in questa circostanza. Allora il primo giocatore del Città di Sesto a terminare sul taccuino dei cattivi, Luca Ruggio, giocatore in maglia numero 17, viene comandato un calcio di punizione in favore della Mediterranea. Tutto questo quando mancano 13 minuti e 12 secondi al termine dell'incontro, con la Mediterranea che è sempre in vantaggio per 1-0 sul Città di Sesto. Arraiz in verticale per Marrocco, il pallone ribattuto da Foyce, ancora schema 2. Ora corretta la chiamata da parte di Arraiz, con il pallone che va in avanti a cercare Marrocco. Arraiz prova a imbeccare Sanna, la conclusione di Sanna e poi il pallone che dopo l'intervento di Erbi carambola sulla traversa. C'è Marrocco che trova poi il gol del 2-0. Esplode il Palaconi per il raddoppio della Mediterranea. La firma è di Marrocco all'8° del secondo tempo. 2-0 Mediterranea dopo il gol di Tronci. Allora in avvio arriva il 2-0 a opera di Marrocco. Sarebbe un successo di grande importanza, come detto, questo per la Mediterranea, che quota 19 punti in classifica, sta inseguendo il Pavia che invece di punti ne ha 21, deve uscire dalla zona che comporterebbe la retrocessione diretta. La Mediterranea e guadagnarsi quantomeno la possibilità di giocare i play-out, e arrivano delle notizie confortanti sotto questo punto di vista. Al Palaconi pare che Pavia stia perdendo, e allora andremo magari alla prima pausa a cercare di verificare questo risultato che sarebbe davvero vitale per la Mediterranea. Ora avanti, lo ripetiamo, di 2-0 dopo Tronci in avvio di primo tempo ha segnato anche Marrocco. 12:26 al termine del match. Mister Monsignori braccia conserte in panchina, mentre Foyce scambia con Ruggio in verticale per Wilson. Ora il taglio interessante di Ruggio e poi arriva il gol realizzato da Sergio Rocha. Sergio Rocha che ha raccolto il pallone calciato da Ruggio e dunque va ad accorciare le distanze per il Città di Sesto. 2-1 ora la situazione di punteggio. Sergio Rocha con il gol stagionale numero 13. Davvero impressionante la sua reattività su un pallone che Ruggio aveva calciato anche in maniera abbastanza potente. Attenzione a Wilson, ora Città di Sesto che prende coraggio, vuole ancora cercare il gol del pari. Partita subito rimessa in discussione, la Mediterranea che deve soffrire ancora. Manca del resto un'eternità al termine di questo incontro. 12 minuti 4 secondi. Corner da sinistra per il Città di Sesto. Foyce prova a smarcarsi, riceve invece Rocha, lo stop di petto del giocatore cresciuto nel settore giovanile del Santos. Poi Wilson affrontato da Marrocco. Wilson che avanza, piccoli passi, prova il numero, non riesce però a superare Marrocco che tiene duro in difesa. Ancora Wilson sulla pressione di Marrocco, sgancia la bomba col sinistro, pallone ribattuto, corner
ancora per il Città di Sestu con Wilson che provvede poi alla chiamata dello schema per questo angolo. Rocha si fa vedere, vuole il pallone sul destro, non riesce a calciare di prima intenzione, il pallone era un po' impreciso, allora deve ripartire Sergio Rocha. Wilson di tacco per Rocha, ancora Rocha per Wilson stavolta, ora Ruggiu, Fois per Ruggiu, si lotta poi sul pallone, rimessa dal lato per il Città di Sestu mentre si alza Casu dalla panchina, vedremo se ci sarà spazio per lui tra poco. Wilson che alza per Ruggiu, calcia col sinistro, pallone alle stelle. E punteggio che allora non cambia, 2-1 in favore della Mediterranea. Intanto vi ricordiamo che Directa Sport Live TV vi sta offrendo questa partita in diretta streaming, ma parallelamente ci sono altri due campi collegati, il Paladante di Sestu per il match tra Leonardo, anch'essa formazione già promossa per il prossimo campionato di Serie A2, e Lossi, e poi per il campionato di Serie A2 femminile di basket la sfida tra Cus Cagliari ed Eco Program Castelnuovo Scrivia. Ancora Ruggiu, stavolta registra un po' la mira rispetto alla circostanza precedente, nemmeno stavolta però riesce a impensierire più di tanto Eros Puzzulu. Avanza palla al piede qui a Rice sul blocco portato dal compagno in maglia numero 5 Sanna, ora ha messo giù a Rice, il fallo commesso da Wilson, e Wilson che ora va a far sentire le sue ragioni al direttore di gara con grande pacatezza. A Rice che ora si impossessa del pallone, si scusa con Wilson. Tutto sotto controllo. Ora con questo dialogo praticamente infinito tra Wilson e Rice, situazione assolutamente in controllo, però evidentemente avevano tanto da dirsi due giocatori. Puzzulu col rilancio lungo insidioso per Erbi che lascia scorrere, legge bene la traiettoria del pallone che termina sopra la traversa. È lo stesso Erbi che potrà andare a servire un compagno in questa circostanza. Si tratta di Wilson, poi Casu che nel frattempo è entrato in campo. Ruggiu prova a inquadrare la porta, Mietto sul pallone, arriva Correnti senza complimenti in avanti. Gli applausi dalla panchina della Mediterranea. Attenzione a Casu, qui un po' perso l'intervento, ottimo qui da parte di Sanna. Ora Rice si accentra e mette ordine. A Rice ce n'è bisogno ora per la Mediterranea. Mietto cerca di girarsi in mezzo, però una selva di maglie rossoblu non può far più di tanto. Rocha, il doppio passo di Rocha fermato, c'è ancora Wilson. Ruggiu, Casu, ancora Casu, il tunnel su Mietto, ha recuperato palla però Pascal Mietto, fermato da Ruggiu. Roccioso il suo intervento. A Rice poi all'indietro per Sanna. Correnti alza per Sanna che è un buon corridoio, il pallone leggermente troppo lungo, era una buona intenzione anche questa per la Mediterranea. 9 minuti e mezzo al termine del match, sempre 2-1 Mediterranea. Rocha sulla pressione di Mietto, duello brasiliano con ora Mura che viene chiamato in causa, il suggerimento per Wilson, avanza Wilson con
Intervento poi difensivo di Mietto, attenzione a Sanna, lanciato qui in contropiede, grande intervento in uscita da parte di Herbie Wilson, poi per Casu che si divora il gol del 2-2 a tu per tu con Puzzulu che poi anche un gesto di stizza, ha rischiato grosso la Mediterranea in questa circostanza. Intanto time out in campo, piccola interruzione della gara e pausa anche per noi. Vesalio, Monreale, Barracamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nei nostri uffici. Noi garantiamo certezza. Torniamo in diretta dal Palaconi perché sta per riprendere il gioco, 9 minuti 3 secondi al termine, 2-1 Mediterranea, gol di Tronci e Marrocco per il Città di Sestu, ha accorciato invece Sergio Roccia. Ora Nurchi a caccia del pallone contro Arraiz, si riprenderà con il possesso per la compagine rossoblu. E il cambio di rimessa ora. Ravvisato un'irregolarità nella battuta di Nurchi. Allora Arraiz sul pallone all'indietro per Correnti. Sanna. Arraiz all'indietro per Puzzulu. Sanna. Arraiz. Attenzione perché c'è il break di Correnti che arriva sul pallone con grande impeto, scaglia il destro verso la porta di Herbie, non trova però l'angolo vincente. Nurchi, palla sul sinistro, Nurchi, la serpentina, quantomeno tentata da Massimo Nurchi, nulla di fatto, parte dall'altra parte Arraiz, poi c'è Sanna. Pallone impreciso qui per Capitan Serra. E allora si riparte da Casu. Wilson. 8-10 al termine. Mura. Ora Casu. Circolazione di palla ancora per il Città di Sestu. Arriva Nurchi sul pallone fronteggiato da Correnti. Stringe i denti ora la Mediterranea. Nurchi per Wilson e la palla che scheggia la traversa. Occasionissima per il 2-2 del Città di Sestu con Wilson che sul suggerimento in diagonale del compagno ha trovato la parte alta della traversa. 7 minuti e 53 secondi al termine. Città di Sestu che non ci sta assolutamente ad arrendersi, a concedere i 3 punti quest'oggi alla Mediterranea. Ora Serra fermato, Sanna arriva per la battuta della rimessa. Tronci all'indietro rischia qualcosina. Arriva Arraiz, verticale per Serra, attaccato Serra, fischio arbitrale e comandata una rimessa in favore del Città di Sestu. Ora Puzzulu a dare indicazioni ai suoi compagni di squadra. Nurchi, si riparte ora Vaccargiu, Casu, Mura, Vaccargiu ancora, all'indietro per Mura, c'è Nurchi, affrontato da Arraiz, si torna da Mura, Casu, e poi Vaccargiu, scambio con Casu, poi Nurchi, il sinistro ancora da parte di Nurchi, ci mette le mani Puzzulu. Città di Sestu in forcing offensivo praticamente inesauribile da vari minuti, sempre 2-1 però resiste il vantaggio della Mediterranea. 7 minuti e 13 al termine. Mura, la battuta del corner, prova qui a beffare Puzzulu, non ci riesce, deviazione di Tronci, ancora corner da destra.
Mura qui non trova la combinazione con Casu, che tagliava invece verso la porta, pallone che attraversa tutto il campo, termina dalla parte opposta oltre la linea laterale e Tronci che sistema il pallone sul punto di battuta, lo appoggia all'indietro per Puzzulu. Il rinvio di Puzzulu, poi il contrasto tra Serra e Casu, il fallo lo ha commesso secondo gli arbitri il giocatore in maglia numero 6 della Mediterranea. Allora c'è spazio per Mura che cerca Nurchi, si propone Vaccargiu, palla dentro per Mura, il suo tiro viene ribattuto da Serra, poi si rimane lì, altro fischio arbitrale e ancora palla per il Città di Sestu. Nurchi qui prepara il sinistro, pallone che invece è buono per Casu, il sinistro lo prova lui e il pallone che termina non lontano dal palo. E ora arriva anche la pressione del Città di Sestu che va subito a recuperare palla, il giro di Nurchi, praticamente quasi una Veronica. Poi Mura, pallone dentro per Nurchi, ancora Puzzulu che gli dice di no, Vaccargiu ci prova, il pallone stavolta che non impensierisce più di tanto il portiere della Mediterranea che soffre ancora. 6 minuti e mezzo al termine, Serra sull'intervento da parte di Mura. Vaccargiu, avanza Vaccargiu e Tronci che devia, si dispera Puzzulu. I suoi compagni stanno forse concedendo un po' troppo spazio. Vaccargiu ora è libero sul secondo palo, vediamo se arriva il suggerimento, ci prova invece Nurchi senza esito anche in questo caso. Erbi è ripartito per il Città di Sestu. Casu, ora Mura, Vaccargiu che si gira, avrebbe spazio, preferisce andare da Nurchi, il mancino ancora una volta deviato. Pireddu prova a rilanciare in avanti, pallone in tribuna, rimessa per Sanna, pallone per Serra, ora in avanti, attaccato Serra, contrasto duro in questa circostanza, rimane in piedi però il giocatore, poi Pireddu che rischia un po' sulla pressione di Nurchi, pallone ribattuto, poi Puzzulu che predica ancora calma tra i suoi compagni. 5 minuti e 43 secondi al termine, pallone alzato stavolta da Tronci, Casu riesce ad appoggiare all'indietro per Erbi che allora fa ripartire la manovra per il Città di Sestu, il pallone in avanti per Nurchi, 1 contro 1 praticamente con Pireddu, ancora Nurchi, palla sul sinistro, Puzzulu e poi il pallone deviato da Tronci, era indirizzato verso lo specchio della porta, attenzione al contropiede di Serra, dall'altra parte un po' fiacco il suo tentativo, poi Mura che non riesce a scongiurare un corner da destra per la Mediterranea. Ancora Sanna, non riesce però a trovare lo spazio per la conclusione, intanto torna in campo Cau con il numero 2 per il Città di Sestu, mentre c'è un giocatore che rimane a terra, difficile identificarlo dalla nostra postazione, siamo piuttosto coperti, dovrebbe trattarsi di Sanna, colpito da crampi, viene ora soccorso dal portiere del Città di Sestu, Manuel Erbi. Pausa della partita, allora 5 minuti e 16 al termine del match. Situazione di punteggio che vede avanti sempre la Mediterranea per 2-1. Gol di Tronci al 6° del primo tempo, raddoppio di Marrocco all'8° del secondo e poi Rocha che ha accorciato le distanze. E ora Wilson in piedi ancora a protestare, stavolta in maniera abbastanza vivace all'indirizzo dell'arbitro.
difficile comprendere quale sia l'oggetto della contesa, mentre ora sembra tutto pronto per la ripresa del gioco, con Sanna che ha dovuto abbandonare il campo, ricordiamo, vittima di crampi pochi minuti fa. Ora Vaccargiu contro 2, prova a uscire da una situazione complicata, riesce a guadagnare una rimessa in gioco. Vaccargiu ancora, Tronci devia. 5 minuti ancora di sofferenza per la Mediterranea. Qui il pallone che è preda di Puzzulu. Rilancio lunghissimo per mettere in difficoltà Herbie, che ci mette comunque le mani, e poi arriva Cau che riesce a liberare l'indirizzo di Vaccargiu, il pressing da parte di Serra. Poi in verticale il pallone per un giocatore in maglia numero 2, Cau, pallone troppo lungo. Puzzulu non trova sbocchi, costretto al rilancio lungo. Herbie che fa su il pallone senza indugi, serve subito Rocha. Vaccargiu, ora Cau e poi Rocha che lascia scorrere. C'è stata una deviazione mentre è pronto a entrare Davide Mura per la Mediterranea. Fois, Rocha, si propone Cau che vorrebbe il pallone, ora taglia verso il centro. Fois all'indietro per Rocha, poi Cau prova il destro, pallone fuori misura. 4 minuti 11 secondi, avvicendamento per la Mediterranea. Esce Serra, entra Mura. Puzzulu, intervento di testa da parte di Rocha, poi il contrasto tra Fois e Tronci, regolare a giudizio della coppia arbitrale, è rimessa in gioco per il Città di Sestu. Rocha, ricordiamo che il Città di Sestu deve fare a meno quest'oggi di Eder Ruffine. E poi Vaccargiu nel frattempo ha provato ad andarsene via sulla destra, cercava di avere la meglio di Pireddu. Questo contrasto, rimessa già eseguita dalla Mediterranea. Pireddu, pallone a tagliare il campo, il destinatario era Mura nelle intenzioni, pallone che non trova però il suo destinatario. Allora Rocha ha già rimesso in gioco, ancora il brasiliano di tacco per Vaccargiu. Rocha, ora Fois, Vaccargiu prova a liberarsi contro 2, poi Fois col grande intervento poi da parte di Puzzulu, occasionissima ancora per il 2-2. Fois che riesce qui a liberare Cau, Cau palla sul destro e ancora Puzzulu che si supera, non è finita. Cau sul pallone, mette al centro, sfera poi preda di Pireddu che si lancia in contropiede, attenzione a Pireddu velocissimo, Rocha lo frena, poi arriva ancora Cau. Grandi occasioni ancora in precedenza per il pari del Città di Sestu. E ora si accende un po' anche dal punto di vista agonistico la partita. Giallo per Vaccargiu nel frattempo. Non si placano le proteste di Vaccargiu. Partita quasi agli sgoccioli, 3 minuti 10 secondi al termine. E si sta accendendo il clima qui al Palaconi, 2-1 Mediterranea, ma una serie infinita di occasioni per il pali del Città di Sestu. Fois, Rocha, non ci sta a perdere, formazione sestese che insiste con il brasiliano Sergio Rocha. Si propone Fois a spazio, Fois ora prova ad alzare. A conclusione l'esito però non è felice nemmeno in questo caso. E ora Puzzulu ancora decisivo in precedenza, almeno in altre 2 occasioni per salvare il risultato. Qui Cau riesce in qualche modo a proteggere l'uscita di Herbie.
Rocha per Cau, ora recupera da parte di Tronci, Correnti all'indietro per il suo portiere Puzzulu che raccomanda calma. Ora c'è Sanna e palla persa dalla Mediterranea. Ora ancora offensiva per il Città di Sestu. Fois, Cau, poi l'intercetto di Tronci, pregevole, anche se pregevole pure l'intervento difensivo da parte di Cau. Nulla di fatto. Wilson in piedi accanto a mister Monsignori, vedremo, tornerà tra i protagonisti per il rush finale di questa partita. Attenzione a Mura in agguato su questo pallone, poteva essere occasione per il 3-1 della Mediterranea. Ruggiu, serve Sergio Rocha, ora c'è spazio per Cau, ancora Rocha, vediamo se libera il destro, lo fa, e ancora Puzzulu a dirgli di no. Una saracinesca praticamente quest'oggi il portiere della Mediterranea. Ora l'ultimo a toccare secondo la coppia arbitrale Mura, allora Fois può provarci, serve all'indietro Rocha, c'è Cau, ora prova a tagliare Ruggiu, il suggerimento letto bene qui da Tronci che ha già perso palla però perché c'è il ritorno da parte di Rocha. Fois, Rocha, avanza Rocha, palla al piede, affrontato da Tronci, il tacco per Ruggiu, prova il mancino, pallone respinto da Tronci. Ed eccolo qui Wilson, tornato in campo per il Città di Sestu. Ora Fois, Wilson ha spazio per un attimo, ma non lo sfrutta per la conclusione. Pallone che termina oltre la linea laterale, 1 minuto e 4 secondi ancora da giocare per chiudere questo match. Costante sforzo offensivo del Città di Sestu che non vuole perdere assolutamente quest'oggi al Palaconi nel derby contro la Mediterranea. Rocha, pallone respinto ancora. Ora Fois, pallone per Rocha, poi all'indietro per Ruggiu, il mancino deviato stavolta da parte di Correnti. Qui l'intervento di Puzzulu su Rocha e c'è l'ammonizione e il calcio di rigore. Attenzione, in favore del Città di Sestu. L'intervento da parte di Puzzulu è falloso su Sergio Rocha e allora a 49 secondi e mezzo dal termine c'è la massima punizione per il Città di Sestu. Fois sul pallone, all'occasione per il pari, le proteste da parte di Puzzulu che non si capacita, è stato praticamente un eroe di questa partita Puzzulu, ora rischia però di macchiare la sua prestazione con questo episodio. Intervento su Rocha, giudicato falloso, tutto pronto per la battuta da parte di Fois, vedremo se riuscirà ancora a superarsi il portiere della Mediterranea. Si attende solamente il fischio dell'arbitro che arriva ora, parte Fois, il tiro e la parata di Puzzulu e ancora il miracolo di Puzzulu, 2 volte miracoloso Puzzulu sul doppio tentativo di Fois e poi Correnti con Rocha, anzi Wilson che fa suo il pallone. Puzzulu insuperabile in questa partita, ma non è finita, 29 secondi al termine. Wilson, le finte ancora da parte del brasiliano, Rocha prova a calciare, la respinta da parte di Mura. Che finale di partita al Palaconi, tutti incollati sugli schermi di Directa Sport per questi ultimi 23 secondi e 3 decimi, con Wilson che ora chiama a raccolta i compagni per gli ultimi sforzi in zona d'attacco. Tanto si dialoga con l'arbitro al cronometro. E c'è tanto da aspettare prima della battuta di questa rimessa, perché Wilson
agli scarpini evidentemente bagnati, allora ha paura di scivolare, dunque va ad asciugarsi prima della battuta del corner, anzi dalla destra, pallone che arriva per Rocia sulla pressione di Correnti, ora dà il tutto per tutto la Mediterranea che serra le fila e ora va in contropiede con Arraiz, vuole guadagnare tempo, 10 secondi al termine, Arraiz davanti a Herbilo, fa sedere ancora Arraiz che guadagna la rimessa, anzi no, la rimessa che viene assegnata al Città di Sestu. No, perché Wilson deve lasciare il pallone ancora da Rice, 7 secondi 6 decimi, pallone all'indietro per Puzzulu e allora finisce qui questo derby con Puzzulu che non si intende con Sanna e allora l'ultimo brivido di questa partita che termina con la vittoria per 2-1 della Mediterranea sul Città di Sestu, la quarta sconfitta in stagione assolutamente indolore però per il Città di Sestu che ha già abbondantemente acquisito la promozione in Serie A2 dalla scorsa settimana dalla vittoria per 4-1 sul Ribo Fossano. Dall'altra parte importantissimo successo per la Mediterranea che continua a sperare nella salvezza, sale a quota 22 punti in classifica, si tratta del settimo successo stagionale per gli uomini di Mister Pizzalis a fronte di un pareggio e 17 sconfitte. Ovviamente ci sarà da dare un'occhiata anche ai risultati degli altri campi per cercare di andarsi poi a giocare il tutto per tutto nella sfida della prossima settimana, come detto, sul campo di Monza. Ora gli applausi, saluti di rito a fine partita, noi ci prendiamo una piccola pausa ma rimanete su Directa Sport perché tra poco andremo a offrirvi le dichiarazioni dei protagonisti direttamente dal campo del Palacconi, dunque rimanete su Directa Sport. Ho deciso, compro quel divano là, c'è il market vicino, la scuola per i bambini e tutto perfetto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, noi abbiamo due belle casette per lei. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Siamo in diretta e allora avete assistito proprio in diretta all'arrivo del mister anche Pizzalis della Mediterranea, dunque sono in compagnia dei due mister, da una parte mister Monsignori del Città di Sestu e poi mister Pizzalis. Partiamo dalla formazione allora che ha vinto questo derby, grande sofferenza, i ragazzi però si sono battuti come se fosse la partita della vita, praticamente era così che la volevate impostare del resto. Allora, diciamo che tra le due squadre c'erano non una, forse due categorie di differenza e questa è la prima cosa. Diciamo che forse loro non avevano le stesse motivazioni che avevamo noi, quindi comunque abbiamo sofferto, cercato di tenere botta, loro hanno girato benissimo la palla come sanno fare, ci è andata bene anche con molta fortuna perché molte occasioni da gol loro non le hanno concretizzate, comunque va bene così. Magari il Città di Sestu non aveva le stesse motivazioni, però ha giocato una partita direi assolutamente convinta, ci sono state un'infinità di occasioni e ci è voluto un Puzzulu monumentale per evitare che il Città di Sestu non solo pareggiasse ma che magari vincesse anche la partita, perché le occasioni sono state davvero infinite. Sì, effettivamente è così. Il loro portiere è stato bravissimo, devo dire che noi abbiamo giocato una partita convinta assolutamente, volevamo fare la nostra gara. Ci siamo riusciti, è stato bravissimo il loro portiere, in più occasioni li ha tenuti in piedi e loro hanno fatto la partita che dovevano fare secondo la mia opinione, sono stati lì, hanno sfruttato le occasioni che gli sono capitate e poi hanno difeso con grande cuore e grazie al loro portiere anche sul finale ha parato il rigore, quindi sono stati alla fine, devo dire, hanno meritato perché comunque ovviamente bisogna fare gol a questo sport per poter ottenere il risultato e loro sono stati bravi a subirne soltanto uno. Puzzulu è stato monumentale, lo abbiamo detto, due battute anche su quel calcio di rigore allora concesso nel finale, sul quale poi si è ancora superato il vostro portiere. Allora, diciamo che Puzzulu ha annullato l'errore, perché io dico sempre ai miei giocatori di non arrivare al punto di creare una situazione tale che possano dare una punizione o un rigore, quindi lui ovviamente è uno dei nostri punti di forza, è uno di quelli che ci ha dato la maggior parte dei punti che abbiamo, quindi niente da dire, quindi ha fatto il suo dovere a parare un rigore che diciamo può aver creato lui con una
diciamo, con un'entrata che secondo me poteva anche magari evitare. Due parole anche sulla Mediterranea, allora, che a questo punto nell'ultima giornata si giocherà la salvezza. Come l'ha vista mister Monsignori? Loro sono una squadra, io li conosco molto bene il mister. Sono una squadra che ha certe determinate caratteristiche, non hanno un roster lunghissimo e secondo me l'allenatore sta facendo i miracoli. Sono in piena lotta per non retrocedere insieme ad altre formazioni altrettanto preparate come il Bergamo e il Pavia. Secondo me si giocheranno, non so che cosa hanno fatto le altre squadre, però secondo me si giocheranno tutto alle ultime partite, però insomma, la Mediterranea è una squadra secondo me che vive del cuore dei propri giocatori e della capacità dell'allenatore. Mister Pizzalis, in tribuna si vociferava di una sconfitta del Pavia poi presi da questo finale di gara al Cardiopalma. Ovviamente ci siamo un pochino distratti, a questo punto la sfida sul campo del Monza sarà decisiva. Noi dobbiamo vincere, non è detto dobbiamo andare lì a giocarcela, non dobbiamo guardare le altre squadre, quindi niente, quello che succederà succederà. Certo che se non dovessimo farcela non saranno queste due ultime giornate che hanno causato diciamo la nostra posizione, quindi è una cosa che parte da lontano e dobbiamo vedere che cosa è stato, ecco. Un'ultima battuta sul Città di Sesto, vedo grande distensione tra i ragazzi, ci si gode i frutti di un'annata che è stata anche difficile per l'arbitrato, adesso è il momento insomma di festeggiare. Come state vivendo queste ultime settimane di impegni ufficiali? Ma innanzitutto siamo molto stanchi, come oggi ha visto avevamo Eder fuori, abbiamo Ruggiu che ha giocato con un problema all'adduttore, portiere abbiamo dovuto fargli fare soltanto un tempo perché anche lui ha avuto un problema al collaterale, per cui stiamo arrivando diciamo, con le ultime energie, stiamo giocando queste ultime partite, però siamo contenti perché abbiamo fatto una lunga cavalcata e siamo riusciti a portare a casa questo risultato che all'inizio sembrava veramente complicato da ottenere, per cui adesso ce la godiamo, è il momento di godercela, vogliamo onorare il campionato come abbiamo fatto oggi, perché la Mediterranea da noi non ha avuto alcun regalo, i punti che hanno fatti se li sono sudati, se li sono meritati, succederà così anche all'ultima partita. Chiaramente è nelle mie corde dover dare spazio anche a ragazzi giovani che hanno giocato poco, per valutarli, per dare opportunità alla società di fare le scelte corrette per il futuro, ma noi come ha visto giocheremo anche l'ultima partita come abbiamo fatto oggi in maniera seria. Assolutamente sì, anche perché il tema dei giovani è uno, lo sappiamo, dei più cari al presidente Agus. Quest'oggi ne abbiamo visti alcuni ovviamente anche per necessità all'opera, dire che si sono comportati tutti bene comunque. Molto bene, direi molto bene. Gianmarco Sezzu in porta il primo tempo ha fatto una buona partita, lui è un ragazzo molto tranquillo, molto sereno, non ha patito la partenza titolare, e gli altri due ragazzi, sia Pippo Fois che Angelo Caso, hanno fatto una buonissima partita e in più di un'occasione addirittura hanno sfiorato il gol del pari, per cui io sono molto molto contento. È chiaro che le fortune del Sesto passano dalla crescita di questi ragazzi, i futuri Eder Ruffini, i futuri Wilson e i futuri Nurchi saranno sicuramente loro, e per cui noi abbiamo il dovere di piano piano di dargli spazio, farli crescere, perché ci daranno grandi soddisfazioni per il futuro. Un'ultima battuta con mister Pizzalis per aprire, al di là di questa partita e di quelli che sono i prossimi impegni della prima squadra, uno spaccato sul mondo mediterraneo. C'è tanto movimento anche qui a livello di giovanili, c'è un movimento insomma in crescita anche da questo punto di vista. Guarda, io non so se è vero, ma mi è sembrato di sentire così, forse la nostra società è l'unica in Sardegna che ha tutte le categorie, dai primi calci fino alla femminile. Quindi il movimento della Mediterranea, che noi rimaniamo in B o che scendiamo in C, è un movimento che non cambierà la politica della società, lo spirito della società, che è quello sempre della correttezza, della voglia di fare sport insieme, e quindi comunque la società è viva, la società è una società modello nel nostro panorama di calcio a 5. Benissimo, allora possiamo andare a chiudere questa diretta dal Palacconi di Cagliari. Vi ricordo che la Mediterranea ha battuto il Città di Sesto per 2-1 nella 25esima giornata del campionato di Serie B di futsal. Grazie a Enrico Costa che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta. L'appuntamento ai prossimi eventi di futsal e non sugli schermi di Directa Sport.